Radio Libertà, la linea va subito a Matteo Furia e l'allegra banda della legge del gol. Grazie mille caro Giulio, buonasera a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata della legge del gol. Spero che la mia voce si senta limpida e chiara come sempre, visto che prima dell'inizio della puntata c'erano dei problemi di collegamento. Comunque vedo i miei colleghi che non dicono niente, quindi chi taccia consente. Comunque, come sempre al mio fianco virtualmente c'ho il buon Roberto Di Franco. Ciao Roby. Ciao, buonasera a tutti. Marco Minerva. Ciao Teo, buonasera a tutti. E Federico Pontillo, che è in collegamento stasera con noi telefonicamente. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, come sempre il numero per intervenire è 02 92 94 72 22, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, c'è tanto da dire, come sempre, ma per fortuna mi verrebbe da dire che abbiamo qualcosa di cui parlare, oltre, scusate per la tosse a volte, già preannuncio questa cosa, però non sono proprio al top, il freddo è arrivato e con sé anche tutte le sue negatività. Vabbè, comunque ci sono tante cose da parlare sul piatto. Io stavolta inizierei a parlare proprio dell'esonero di Rudy Garcia e del ritorno di Mazzarri. Allora, che cosa ne pensate voi in studio? Che cosa ne pensano invece i nostri... Che per chi ci sta vedendo, per ricordarlo. No, ma allora, poi guarderemo anche un attimo cosa ha fatto in passato Mazzarri con il Napoli e quello che poteva fare, ma partiamo da un punto, ragazzi. Secondo voi è stato troppo preventivo l'esonero di Garcia, o meglio, è stato fatto tutto troppo anticipatamente, o è stata la decisione giusta da parte del presidente del Napoli e della società? Ma allora parto io e ti dico che secondo me Mazzarri è una scelta di ripiego, perché da quello che ho letto io in giro inizialmente l'idea era prendere Tudor. Il problema è che De Laurentiis voleva fare un contratto fino al termine della stagione e poi sostanzialmente vediamo dove arrivi e poi ne valutiamo. E Tudor ha detto che non si sarebbe mosso per un contratto di 6 mesi sostanzialmente. Quindi la scelta poi è ricaduta su Mazzarri, che appunto è un traghettatore, e da qua a giugno si vedrà quello che riuscirà a fare, poi si vedrà per il futuro. Mandar via Rudy Garcia, secondo me, io gli avrei dato ancora tempo, sono sincero, però i risultati parlano chiaro. Cioè il Napoli ha, se non erro, 10 punti in meno rispetto all'anno scorso, ha comunque il gioco è peggiorato, e ha perso sì 2 giocatori, però l'ossatura della squadra alla fine è rimasta, quindi comunque alla fine ci può stare come scelta, secondo me. È quello, anche io penso la stessa cosa, è quello, perché comunque l'ossatura è rimasta, quindi è vero, cambia allenatore, i giocatori si devono adattare, però comunque inizialmente non stava giocando molto diversamente anche dal modulo che usavano prima con Spalletti, con cui hanno vinto lo scudetto. Quindi comunque lì ci sono proprio dei giocatori, come parlavamo e vedevamo anche nei tempi nel Milan, nell'Inter, dei giocatori che l'anno scorso sembravano fortissimi, quest'anno stanno rendendo 0 rispetto a quello al 100 che rendevano l'anno scorso. E probabilmente ci sono anche delle colpe dell'allenatore, perché probabilmente a questo punto l'anno scorso rendevano così grazie a Spalletti, che riusciva a farli rendere al meglio. Rudy Garcia fino adesso non ci è riuscito. Poi per carità, sono 11 giornate, però la squadra campione d'Italia, vederla così, comunque per come giocava fino a maggio, ci sta come scelta. Poi sì, De Laurentiis ha provato Conte, da quello che leggevo, ma ha ricevuto 2 volte il no. Come diceva Marco adesso con Tudor, ma per il discorso che voleva fare un contratto fino a giugno non è arrivato, quindi vedremo adesso con Mazzarri. Io non ho la certezza, secondo me non c'è la certezza che possa andare bene adesso con questo cambio di allenatore, perché Mazzarri, non so i napoletani quanto siano contenti. Vedremo, magari ci stupirà. Beh, è tutto da vedere. Io poi metto un accento, però prima voglio sentire il pensiero di Federico Pontillo. Prego Federico. Io credo che Mazzarri, come ha detto Marco, sia un traghettatore, sicuramente non è un allenatore a livelli di Spalletti o di quello che può essere Garcia.
I napoletani secondo me si devono mettere, i tifosi del Napoli in generale si devono mettere in testa che l'anno che è passato, l'anno scorso, è un anno che secondo me difficilmente tornerà mai, perché è un anno particolare, sia per vuoi metterci per la bravura dei giocatori, l'allenatore, un po' di fortuna quando il tuo anno è quello, quindi però secondo me è difficile che si crei un filone. È vero anche che vedere il Napoli così in difficoltà non è da tutti gli anni, cioè di solito magari noi vedevamo un Napoli che sì, non arrivava nella prima posizione, però comunque se la giocava un po' di più, ecco. Non so, poi scusate, De Laurentiis è un presidente con cui fai fatica ad andare d'accordo, si è visto da giocatori e allenatori, quindi si vedrà, ma secondo me il Napoli quest'anno non farà assolutamente quello dell'anno scorso, ma non so neanche se arriverà tra le prime 4. Comunque penso sia anche, adesso aggiungo una cosa, sia un errore iniziale di De Laurentiis, perché comunque è un allenatore che è stato da dopo la Roma poco di bene ha fatto, perché comunque arrivava da un'esonero in Arabia Saudita, non da vittorie su vittorie, trofei. No, che poi, scusa se ti interrompo, cioè la cosa secondo me più preoccupante, più del problemi di gioco, dei risultati, è il fatto che secondo me lui non aveva in mano lo spogliatoio, perché Osimhen esce e litiga con lui, Kvaratskhelia uguale, Politano uguale, cioè comunque era un clima un po' strano anche tra il rapporto tra lui e i calciatori, non erano allineati, che dici vabbè, abbiamo fatto male 2, 3, 4 partite, però comunque siamo tutti uniti, l'obiettivo è quello, lo raggiungiamo tutti insieme, ci proviamo. Mi sembravano anche un po', cioè il clima non mi sembrava proprio dei migliori per andare avanti, diciamo. No, io dico solamente una cosa riguardante sempre, facendo un salto nel passato non troppo lontano, di Spalletti. Allora, riguardo a Spalletti, ragazzi, è un grandissimo allenatore, però prima che vincesse lo scudetto con il Napoli, ripetevamo tutti noi la stessa frase. Spalletti è un buonissimo allenatore, però un allenatore che ti porta la squadra e poi verso la fine, verso il più bello, cade sempre. E l'ha fatto con tantissime squadre. Si diceva ti porta in Champions assicurata. Sì, però lo scudetto poi ha fatto comunque un buonissimo lavoro con il Napoli, ottimo, perché non l'ha fatto solo in Italia, l'ha fatto anche in Europa, quindi non voglio dire che non è un grandissimo allenatore, anzi, il contrario, ci mancherebbe, però da quando ha vinto lo scudetto con il Napoli è diventato cioè allora mi domando, Ranieri con il Leicester che cos'era allora? Cioè, che è un grande allenatore, ok, però cos'era Ranieri con il Leicester? Che c'erano delle squadre che avevano 2 rose in campo, cioè una in campo e una in panchina. Cioè, che cos'era? È questo che è una provocazione quella che faccio. Poi altra considerazione che voglio fare, Marco ha centrato il punto, secondo me questo infatti col ritorno di Mazzarri già sarà un punto in più se lui riuscirà a tenere la panchina, a instaurare un rapporto sicuramente più positivo, simile a quello di tanti altri allenatori, perché ci sono state delle scene fra Garcia e i giocatori del Napoli che sono state riprese, sono state imbarazzanti, ecco, quindi già quello secondo me non è poco, già il fatto che non ci sia un conflitto fra allenatore e tutta la panchina o insomma i giocatori fondamentali della rosa, perché Marco ha detto 2 nomi, Osimhen e Kvaratskhelia, che sono 2 giocatori che sono i perni del Napoli e sono stati traghettatori dello scorso scudetto. Però io aggiungo ancora un altro pensiero, ragazzi, che concordo mi pare che forse l'aveva detto Federico Pontillo in qualche puntata fa, il Napoli sostanzialmente rispetto all'anno scorso, cioè non è che ci sono... Ok, uno dici poco, ok, c'è stata la rivoluzione sulla panchina, ma per quanto riguarda la rosa c'è stata la rivoluzione in difesa che non c'è più Kim, basta, cioè parliamoci chiaro, Kim forte, fortissimo, infatti è andato al Bayern Monaco a giocare non a caso, però stiamo parlando di un ok, cioè che uno dice cavoli sono andati via tutti, sono andati via Kvara, è andato via Osimhen, sono rimasti solamente, cioè i perni sono andati via della squadra. Quindi secondo me rimango della mia idea, cioè l'anno scorso il Napoli ha giocato benissimo, però non lo so, è quell'anno. Ha overperformato quell'anno, ma adesso è la normalità. Sì, normalità, cioè che si qualifica anche per la Champions, così, però
ha fatto un'impresa sportiva l'anno scorso, come aveva fatto Ranieri con l'Ester. Esatto, basta. Però ha finito lì, secondo me. Su Spalletti c'è anche da dire che non ha mai avuto una squadra forte come l'ha avuta l'anno scorso, perché gli anni in cui allenava l'Inter non era così forte come era il Napoli l'anno scorso. Quando ha allenato la Roma, a parte Totti e altri 3-4 giocatori, non era così forte ed è riuscito ad arrivare quasi a vincere lo scudetto. Quindi comunque sì, un allenatore che ti fa arrivare in Champions magari non ti fa vincere gli scudetti, però quando gli dai una squadra forte secondo me può far bene, e infatti l'ha dimostrato l'anno scorso. Quindi su quello, su Spalletti, però la Roma che aveva Spalletti non era poi una squadra così tanto diversa dal Napoli, cioè non aveva magari giocatori affermati, che forse l'unico che poteva essere Totti, ma comunque giocava, la qualità non era quella, sappiamo chi adesso, Pjanic, Alisson, Rudiger, Benatia, i centrali di difesa. No, io ti parlo della Roma degli anni 2006-2007, quando ha quasi vinto lo scudetto, che lottava contro l'Inter, a parte Totti, De Rossi, giocatori fortissimi, ma giocava con Perrotta, con Cassetti, con Taddei. Adesso va bene tutto. Sì, no, io parlavo della seconda. Ma la seconda Roma aveva davanti una Juve che era impossibile vincere, quindi non c'è neanche da dire. Però è arrivato dove è arrivato. Sì, no, io parlavo sulla squadra e non sulla competizione poi con la Juve, eccetera. Appunto, è arrivato secondo. Però Fede, dai, lo dicevi anche tu comunque l'anno scorso, cioè lo dicevamo tutti, diciamo di Spalletti, comunque questa frase qua l'hai detto anche tu. No, l'anno scorso io ho detto che Napoli avrebbe vinto lo scudetto, dal primo giorno l'ho detto. No, gli anni scorsi, Fede, di Spalletti, dai, l'avevi detto anche tu, questa cosa qua, la dicevamo, sì, non c'era ancora il buon Marco Minerva ancora, tra noi. Non ha mai avuto una squadra così forte. Io ho anche detto che quando allenava l'Inter, e dobbiamo ringraziare lui che siamo arrivati in Champions League e che abbiamo lottato per un periodo anche per lo scudetto, che poi sono caduti, ma perché non avevi una squadra, avevi una squadra forte ma non così forte. Se tu gli dai una squadra forte, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore. Poi è da lì che vince tutti gli anni gli scudetti come magari ha fatto Conte con la Juve, no, però secondo me è un grandissimo allenatore, perché un allenatore che di punto in bianco fa vincere lo scudetto al Napoli, porta in Champions League. Conte cos'è allora? Però questo ti chiedo. Però scusa Fede se ti interrompo, però ti faccio una domanda provocatoria. Allora Conte che cos'è? Cioè tu hai detto giustamente è un grande allenatore, va bene, ok, così, però non come Conte che fa magari le serie così, però allora Conte che cos'è? Un icon? Conte con le squadre nazionali è un grandissimo allenatore. Ma penso che non ci sia niente da dire, ogni squadra che va praticamente vince lo scudetto. Più grazie, ti devi guardare i trofei, se guardi i trofei. No, questo ti dico, ci sono, appunto, per quello ti dico, ci sarà la differenza fra Spalletti e Conte, per quello ti dico, è un buon allenatore grande, però secondo me si è creata intorno a lui, quello che stavo dicendo prima, un hype fino all'anno prima, tutti dicevano questa cosa qua, tutti i commentatori. Poi certo che è ovvio che adesso lo paragonano quasi a Ancelotti, non c'è da fare questo paragone, perché comunque sono due allenatori diversi, con bacheca trofei completamente diversa, e non c'è neanche da metterli in conto. Poi quando tu vinci lo scudetto a Napoli praticamente hai la squadra più forte nel mondo, cioè se tu parli con i tifosi del Napoli ti dicono che secondo loro qualsiasi giocatore, anche se prendi Meret in confronto a Magnan, Meret è molto più forte, perché è così. Però secondo me il Napoli, cioè quello che fa adesso, non ti dico che è la normalità, ma quasi, perché l'anno scorso è stato un anno strano, ma l'ho detto anche all'inizio, secondo me non ricapita ancora una cosa del genere, non faranno un filone, molto difficile che fanno un filone di scudetti di fila. Anche perché comunque Mazzarri con il Napoli ha raggiunto, mi pare, cioè vabbè, ovviamente se no avrebbe vinto lo scudetto, però il suo ottimo andamento che ha fatto in una stagione con Napoli, adesso non mi ricordo l'annata, però era arrivato secondo in campionato, per il resto si è sempre qualificato quarto, quinto, sesto, Sì. Quindi però leggevo un articolo dove facevano il paragone fra l'andamento del Napoli con Rudy Garcia e con Mazzarri. In verità, cioè, non è che hanno una media così diversa, cioè non è che c'è un abisso, tolto il discorso spogliatoio che giustamente ha sottolineato Marco, però
nei dati tra vittorie e sconfitte iniziali del campionato, non è che c'era un dato così allarmante per dire cavolo Rudiger cioè l'allenatore va cacciato, cioè capito? Sì. Vabbè, erano anche squadre diverse comunque. Sì, tra Mazzarri e... vero, però non... Sì. Cioè, Però magari nel senso Mazzarri, c'è tanta magari, pretesa secondo me da sto Napoli qua. magari Cioè, scusate un Mazzarri, attimo, se c'è tanta riesce, pretesa. comunque l'ambiente, se c'è un buon rapporto con l'ambiente, con la squadra e tutto, è già una cosa importante, perché abbiamo visto tante volte che quando non c'è lo spogliatoio contro l'allenatore, abbiamo visto quante cose che succedono, quindi già partire comunque ad avere un buon rapporto e tutto quanto, a ripartire da zero, potrebbe, con la squadra che comunque il Napoli ce l'ha, i giocatori li ha, potrebbero comunque i risultati migliorare. Sì, secondo me poi il problema fondamentale è anche, vabbè, al di là dello spogliatoio, è che comunque si tende a fare il paragone con l'anno scorso. L'anno scorso il Napoli ha fatto il campionato della vita, cioè perché l'aveva già vinto quando? A gennaio, non lo so, adesso non mi ricordo esattamente, ma aveva già 10 passapunti di vantaggio sull'Inter, sul Milan, eccetera. Di conseguenza quest'anno appena sbagli 2 partite fai il paragone con l'anno scorso, è normale che stia facendo schifo. Esatto, e il problema è questo secondo me, hai centrato il punto, cioè fanno il paragone con la squadra dell'anno scorso, però non ti puoi basare unicamente su quello, perché se fossi stato sempre lì da 3 o 4 anni una squadra così forte che se la lottava sempre per il primo posto e poi per sfortuna, per quelle 2 partite che magari ha pareggiato o perso, non l'ha vinto, no? Così, allora uno dice cavolo, mi aspetto ancora qualcosa di più, ragazzi, cioè cercate di svegliarvi. Come noi abbiamo determinate pretese, però veramente si parla come se fosse quello, voglio dire, Kvaratskhelia, fortissimo, l'anno scorso ho detto, a me faceva impazzire come giocava, no? Però cosa dicevamo? Aspettiamo, quest'anno è vero che siamo ancora inizio campionato, ma sta giocando come l'anno scorso? No, certo, uno risponde, ma tutto il Napoli non sta giocando come l'anno scorso, però ma infatti anche a numeri gol e assist non stanno arrivando anche lì, comunque in 11 partite 3 gol e 3 assist ha fatto. E poi per arrivare al primo gol comunque sono passate un po' di giornate, ha fatto fatica a trovare il gol. Secondo me il problema è che quando sei campione d'Italia poi c'hai tutti gli occhi puntati addosso e quindi tutti si aspettano che fai meglio dell'anno prima o che fai almeno come l'anno prima. E quindi poi se non soddisfi certe caratteristiche dopo c'è tutti i media, tutti i tifosi contro e questo da un lato è sbagliato perché ogni anno è diverso, non può essere uguale, non sarà mai uguale, quindi poi il Napoli c'è da dire che per parlare dell'Inter mi incazzo se non mi vince, cioè quest'anno io parto, Fede, l'Inter dico deve vincerlo. L'Inter è successo al Milan, quando ha vinto lo scudetto l'anno dopo sei la favorita, cioè comunque hai tutti gli occhi puntati addosso, e sei costretto a fare come l'anno prima o meglio, però ogni anno è diverso, cioè ci può essere l'anno in cui la palla non entra, l'anno in cui hai la fortuna che invece entra, l'anno in cui perdi determinate, perché comunque anche l'anno in cui ha vinto il Milan lo scudetto, che era l'anno dopo l'Inter non ha fatto un campionato di merda, ha sbagliato delle partite, ha fatto peggio l'anno prima, ma ha sbagliato delle partite e è stato meglio il Milan che ne ha vinte più dell'Inter, però non è che ha fatto un campionato di merda, eppure ha perso lo scudetto e quindi uno magari pensa è il campionato di merda. L'anno scorso il Milan non è che ha fatto un campionato brutto, non ha fatto il campionato dell'anno prima, poi c'era il Napoli che era quello che era, però abbiamo fallito comunque. Sì, hai fallito l'obiettivo per carità, però non puoi vincere sempre, non esiste, non vincerai mai sempre, quindi hai fallito l'obiettivo, però non hai fatto un campionato di merda, perché comunque sei arrivato secondo e te la sei giocata fino all'ultima giornata, cioè che non succede da anni, perché di solito si vince sempre 3, 4, 5 partite d'anticipo, anche qualcosa di più. L'anno scorso ha vinto un mese e mezzo prima il Napoli, se non sbaglio, è una cosa del mese e mezzo prima, quindi è ovvio che quando vinci lo scudetto hai tutti gli occhi puntati addosso e quindi si aspettano che fai il campionato della vita anche l'anno dopo, ma non succede mai. Anche per i giocatori, che è una squadra, perché il Napoli fortissimo, assolutamente forte, però, cioè nel senso, in confronto per esempio anche all'Inter,
Cioè, se tu la paragoni a come hanno giocato l'anno scorso, la rosa dell'anno scorso, ripeto, erano inarrestabili. Cioè, l'abbiamo visto anche in Europa contro le big, cioè nel senso, però adesso non penso che se si beccano un Liverpool, ok, che era un Liverpool in crisi, ma lasciamo stare quello, però si beccano una squadra europea, fanno quello che hanno fatto l'anno scorso, ok? No, Cioè, poi è vero che pareggiare 1-1 con l'Union Berlino che non vinceva da 11 partite, quindi No, sì. ma poi ha già risposto. No, ma poi io ripeto, io penso l'anno scorso i giocatori hanno, cioè si dice, hanno fatto la stagione della vita, non so come dirla, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, l'hanno fatto, perché se tu guardi gli 11 del Napoli dell'anno scorso, nessuno di quelli giocherebbe titolare in una squadra come l'Inter, secondo me. Forse Osimhen? Sì, esatto, Osimhen. Forse Osimhen? Forse lui giocherebbe titolare, però anche lì togli Thuram lì, vuol dire, cioè è vero. Infatti io non lo so. Magari in questo momento, vabbè, Thuram è al top, Osimhen no. Se li prendi tutti e due al top, magari prendi Osimhen, però nel senso stai togliendo un giocatore come Thuram. Tutti gli altri del Napoli, nessuno giocherebbe titolare nell'Inter, secondo me. Quindi l'Inter, la squadra che aveva l'anno scorso, ce l'aveva anche quest'anno, tranne 1 o 2 giocatori. E l'anno scorso però l'Inter ha fatto male e i giocatori del Napoli hanno fatto un campionato della Madonna. Era la stagione, era la loro stagione, era la loro partita come il Leicester con la differenza che poi il Leicester l'anno dopo, ma per anche i giocatori che aveva, cioè che sono proprio imparagonabili a quelli del Napoli, cioè giocava Vardy, poi aspetta, c'era il giapponese davanti, non mi ricordo come si chiamava, cavoli. È vero. O Kazaki, c'era vabbè Marez che era buono, Drinkwater, bevi l'acqua. Così di buoni c'erano Marez e Kanté. Schmeichel, il portiere. Esatto, figlio d'arte, esatto, figlio di un altro grandissimo portiere, però cioè, capite bene che l'anno dopo, a parte che i giocatori forti se ne sono andati via, ovviamente sono stati acquistati ai top club, però basta, è finita la pacchia, cioè nel senso è stato l'anno ovviamente diverso dal Napoli. Il Napoli ha una squadra totalmente diversa, anche una storia totalmente diversa, è imparagonabile, per la carità, perché la differenza è questa, che secondo me il Napoli almeno in Europa League ci arriva quest'anno, se non arriva in Champions, secondo me secondo me il Napoli il quarto posto lo tocca. Sì. Ma non lo so il quarto posto, penso di sì, dipende dalle altre, però vedendo che le altre continuano a inciampare, sinceramente è probabile. Però in Europa io penso di sì, perché se guardo le romane in Champions secondo me non ci arrivano, ma no, forse chi può essere l'Atalanta che se la gioca, la Fiorentina. Sì, non guardare le romane, tu guarda noi che non so neanche se ci arriviamo noi in Champions. Lo so, dopo lo parleremo, però sì, vabbè, dai. Comunque parleremo del Milan. Dico, addirittura Fede ha detto qualcosa sotto, ma non ho capito. Ho detto addirittura da dire che non ci arrivate mi sembra esagerato, dai. Scusa, se continui a giocare così non ci arrivi, no, Ma non continui a giocare così, ma sono momenti che arrivano, ma non durano tutto l'anno. Cioè, diciamo che io l'altra volta ve l'ho tirata, non l'ho fatto apposta e ve lo giuro, la scorsa volta ve l'ho tirata, perché io ho detto, ecco, avete visto che avete vinto col Paris Saint-Germain, ragazzi? Cioè, era un momento e poi vi ritirate su, no? Cioè, adesso questa vittoria sicuramente caricherà l'umore delle giocatori. Io ti avevo detto, aspettiamo a vedere, perché cioè, non è che una partita, allora adesso torniamo a essere... No, però ecco, quel pareggio lì quasi sconfitta, tra l'altro, poi c'è stata l'altra polemica. Cioè, dopo il primo tempo che hai fatto è clamoroso, su quel secondo tempo lì... Il problema è che adesso avete Leao rotto, avete Leao rotto, che è vero che non è che sta facendo una stagione, a parte col Paris Saint-Germain, ha una performance allucinante, però è meglio averlo in campo che non averlo, quello poco ma sicuro. Quello è certo. No, ma quello è un problema serio che ha il Milan, a parte gli scherzi adesso degli infortuni. Cioè, è l'unica squadra che ha così tanti infortunati. E io non so, vabbè, ormai noi siamo in trasmissione, io sono in trasmissione da questo è il secondo anno. Ma è da quando c'è Pioli che se ne parla. Ma già dall'anno scorso io avevo sollevato questo problema, non so se ve lo ricordate. Ma anche io, prima che arrivassi tu, perché già c'era Pioli e già c'erano questi problemi. Però non è possibile che uno staff tecnico di una squadra... Cioè, non sappia preparare atleticamente la sua squadra, perché è questa la verità. Se tu hai così tanti infortuni vuol dire che non la sai preparare nel modo corretto,
Perché Più che altro l'Inter, che tutti il gli anni è Napoli uguale. hanno le stesse nostre identiche partite, giocano ogni 3 giorni. Eppure l'Inter non ha infortuni, il Napoli non ha infortuni, la Lazio non ha infortuni. Cioè, E più che altro tutti gli anni sempre uguale, quello che ho detto io l'altra volta, quando Pioli, dal post Milan-Juve, che si era lamentato, che ha detto che si era giustificato dicendo che l'arbitro aveva fischiato non so quanti falli, non aveva buttato fuori nessuno della Juve, io ho detto, cavolo, però al posto di giustificarti per questa roba qua, pensa agli infortuni, perché alla fine il Milan ogni anno arriva un periodo che ha questi 10-15 giocatori infortunati. Togli Magnan, perché Magnan il primo anno mi ricordo che si era infortunato Perché in c'è una un partita periodo che dove giochiamo sempre con i piede. titolari? No, perché non lo sapevo. Se c'è un periodo che giochiamo sempre con i titolari, praticamente non c'è mai in tutto l'anno. Infatti dico, togli Magnan che il primo anno si era infortunato perché gli avevano pestato la mano, mi sembra, con l'Atletico, se l'è dovuto operare, se non sbaglio, comunque Con Liverpool. sono infortuni diversi, però la maggior parte c'è Hernandez, Calabria, Florenzi, cioè ogni anno gli stessi giocatori praticamente hanno delle ricadute muscolari devastanti, a parte l'unico che fino adesso, o che comunque nell'era di Pioli non è successo, è Giroud nonostante l'età. Però, e tolgo Ibra perché vabbè, Ibra con l'età che ha si sa che magari si fa male e sta fuori Ragazzi, di è tempo, uscita la però notizia, Giroud si è infortunato. Veramente quello vabbè, che si è infatti ho detto infortunato, fino poverino, è adesso nell'era sfigato, di è Pioli. Arnautovic. Sì, si è fatto male a Arnautovic, ho detto. Però cioè, è una roba che dovrebbe far riflettere Pioli, perché vuol dire che sbaglia il metodo di preparazione o sbaglia qualcosa, perché non è Ma normale. poi ma assurdo che è da anni che è così e non c'è niente, cioè non si fa niente. Comunque, scusate se vi interrompo, cari ragazzi, ma dobbiamo correre in pubblicità con un breve anche stacco musicale. Mi raccomando, cari radioascoltatori, rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà, alla legge del gol. Ci risentiamo tra poco. Rimanete in ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua
E bentornati alla legge del gol, seconda parte. Io sono Federico Pontillo, collegato qua con Matteo Furia. Matteo, mi senti? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Rieccoci, caro Federico. Ti Ecco, sentiamo. prego, ti lascio la linea. Grazie mille, caro Federico. Allora, 02 92 94 72 22 se volete chiamare e intervenire, oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346 642 7756. E allora, per arrivare a un altro punto panchina, perché adesso la nuova polemica, perché io ho sentito e percepisco questo, i giornalisti hanno parlato di questo, di Pioli out di nuovo, però un out più serio, cosa che secondo me non avviene, secondo me, dico la mia, poi magari mi sbaglio. Per me non avviene, secondo me, cioè di far finire la stagione. La speranza gliela danno, secondo me, Cioè, se quest'anno poi non si qualifica neanche per la Champions, lo mandano a casa. Vabbè, Cioè, grazie, cioè, vabbè, però forse lo mandano a casa anche se si qualifica per la Champions, poi non lo so, però non lo so. Ma voi io la non vedete sono... una... No, scusati, io ti ho interrotto, però io non sono così sicuro, devo essere sincero. Io sono convinto che se, soprattutto le prossime 2 o 3 partite, se non dovesse tornare a giocare bene e a vincere, perché alla fine anche se giochi male e le vinci va bene uguale, secondo me il rischio c'è, perché comunque in campionato sei già a -7 dall'Inter, 6? Mi sembra, adesso non ricordo esattamente. -8. Sei già a -8 dall'Inter, che è tanto, perché con le partite che ci sono state è tanto. E comunque in Champions League non è che dici vabbè sei primo quindi hai già passato il girone, no, per ora sei fuori anche dalla Champions League. Adesso l'unica cosa che ti tiene vivo è il fatto che la Roma sta andando male, la Lazio sta andando male, l'Atalanta così, il Napoli sta andando male, quindi tu sei lì al terzo posto, perché altrimenti se le altre squadre avessero fatto un pochettino meglio tu a quest'ora eri sesto, settimo, per come stai andando. E poi ripeto, io che guardo il Milan tutte le partite è imbarazzante, cioè proprio tutto. Fai il primo tempo della vita, secondo tempo sembra una squadra dell'oratorio. Cioè... Sembrava Napoli sta partita, Napoli-Milan, uguale. Sì, però sai cosa ti dico? Una partita può succedere a Napoli uguale, però ti dico, sei a Napoli contro tutto lo stadio, il Napoli comunque è forte come squadra, va bene. Però a Lecce, se mi succede anche a Lecce, vuol dire che mentalmente i giocatori non sono pronti per fare quel gradino in più, secondo me. È successo anche all'Inter in casa col Bologna, cioè che da 2-0, che se no dovevamo vincere 4-0 perché subito dopo il 2-0 stava per segnare. Però è vero che c'è stato il rigore. L'Inter ha avuto una striscia comunque poi di vittorie dopo il Bologna. Il Milan ha perso con l'Udinese, ha perso con la Juve, ha pareggiato col Napoli dopo il primo tempo che ha fatto. Stessa cosa a Lecce sabato. Vedremo poi. Punti per strada, continua a lasciare punti per strada assurdi, in modo assurdo, perché fai quel primo tempo dove se vai 3-0 non hai rubato niente, rientri in campo. Poi parliamo anche dei cambi, perché l'idea che gli viene di mettere Musa terzino, perché? Cioè io vorrei capire la grande visione di mettere un giocatore già giovane che comunque non è che stava facendo questa cosa, ma stava giocando anche bene quando mi ha chiamato in causa a centrocampo, terzino, così, perché non si sa. Cioè Florenzi che almeno è di ruolo, si fa male Calabria, metti Musa. Vabbè, non l'ho capito sto cambio però. Però io una cosa voglio dire, voi giustamente dalla vostra parte immagino lo sconforto, lo scontento e anche la rabbia, ed è comprensibile perché anche io la proverei, anzi l'abbiamo provata, mi permetto di dire. L'abbiamo provata io e Federico più di una volta e probabilmente la riproveremo, però quello che voglio dire, io quello che vedo, anche se quest'anno l'Inter ha iniziato bene, perché c'è da dire ha battuto il suo record, cioè di aver fatto 5 vittorie di fila in campionato, che non succedeva dall'avanti Cristo, così, o meglio forse non l'aveva neanche mai fatto. Ma al di là di questo, anche l'Inter adesso sta facendo una striscia di vittorie positiva, vedo una bellissima squadra e tutto così, però insomma ragazzi ci sono state molte partite dove, cioè, io rivedo l'Inter degli altri anni,
cioè non vedo quella sicurezza e quella cattiveria che serve di vincere. Secondo me anche l'Inter siamo ancora nell'ottica di dire speriamo che gli altri sbaglino, cioè capito? Non di dire questa qua adesso andiamo in campo e la vinciamo, no, speriamo che gli altri sbagliano e speriamo che a noi ci vada bene, cioè vedo questo io personalmente, vi dico la verità. Poi io mi ricordo di un Inter che era, quant'era a distanza da voi? 10 punti, 11 punti? 11 punti era? Quando No, era meno. Erano tipo 6, 4, 5 punti con una partita in meno. Era meno. No, l'anno che abbiamo vinto nello scudetto al derby eravate avanti di 8-10 punti. Eravamo 10-11 punti, mi ricordo. No. Perché il Milan ha vinto ed è andato tipo a 1 punto, 2 punti in meno di noi. Noi quella dopo abbiamo pareggiato a Napoli e voi ci avete superato. Poi noi comunque avevamo sempre una partita in meno, ma non così tanto. Se avessimo vinto saremmo andati tipo 8-10 punti con una partita in meno. Sì, perché voi ci avete superato per 2 derby e la partita dopo poi ci avete superato. Non so, mi ricordo anch'io questa cosa qua, che eravamo... Io mi ricordo che se l'Inter vinceva il derby andava a più 10 dal Milan, una roba sì, del più genere, 10, quindi era più 7. Con la quindi partita era 7 più 7. punti, era 7 punti di noi avevamo una partita in meno sempre col Bologna. Noi abbiamo perso il derby, pareggiato a Napoli e da lì voi ci avete superato. Quindi voi eravate a più 7 con una partita in meno, potenzialmente più 10. No, perché voi, cioè praticamente noi abbiamo perso il derby e siamo finiti a più 1 o 2, che Vidal aveva messo pure la storia tipo buonanotte dopo il derby con più 1 più 2. Poi abbiamo pareggiato una, voi avete vinto e ci avete superato di 1 punto. E togli un attimo la partita in meno, la partita in meno c'era sempre perché poi quella è stata recuperata molto dopo. Quindi non ricordo, ho vabbè. questo ricordo qua, comunque fa niente. Fa niente, magari poi ha ragione Fede, anch'io mi ricordo in verità quello che stai dicendo tu Marco, però vabbè, ha ragione Fede magari, vabbè, tanto non riguarda ora quel che è successo, poi dimentichiamocelo anche Fede, perché non è che c'è tanto da ricordarselo. Al di là di questo io dicevo, cioè non vedo una sicurezza così enorme, quindi io aspetterei a dire, capito? Cioè non vedo un Inter trainante, quindi state attenti perché poi ballerete sui nostri cadaveri come avete fatto magari qualche altre volte e come abbiamo fatto noi magari qualche volta, sostanzialmente. Cioè, è questo che voglio dire, non vedo una squadra così sicura e così, ecco, come per esempio il Napoli l'anno scorso. Cioè tu nel Napoli l'anno scorso, anche se io ero scettico, perché pensavo che sicuramente sarebbe stata campione d'inverno, però arrivare a vincere lo scudetto crollava per me verso marzo, cioè che cominciava a perderne 4-5 di fila, no? Cominciava a fare dei casini allucinanti, però eppure è andata. Io però non vedo quella sicurezza nell'Inter. Non so Fede se tu invece vedi quella sicurezza, la percepisci. Io a parte che ti interrompo che ho trovato l'articolo, fai conto 24 partite disputate, cioè noi 23 perché avevamo una partita in meno, il Milan 24, Inter 53, Milan 52 punti, dopo il derby, quindi non eravamo più 8. Comunque, al di là di quello, io ho visto il secondo tempo del Milan e sì, c'è proprio l'atteggiamento sbagliato, si è perso praticamente secondo me sono stati quei 10-15 minuti fatali che hanno fatto sì che Lecce ha recuperato la partita. Però io oltre al gioco nel Milan vedo che manca anche proprio il senso di gruppo che c'è quando vinci e non c'è quando perdi, e questa è una cosa che non va bene perché poi ti fa perdere determinate partite. Non so, vedo quello che rimane dello spogliatoio visto tutti gli infortunati, però non vedo quel gruppo che ha sempre contraddistinto il Milan. Adesso pare che abbiano chiamato Ibra come sostenitore all'interno della società, però anche lì se tu fai venire Ibra per questo comunque per riuscire a dare più fiducia eccetera al gruppo, vuol dire che stai mettendo l'allenatore alle strette o comunque stai facendo vedere che non conta più nulla, perché se ci vuole un esterno per recuperare l'atteggiamento del gruppo vuol dire che l'allenatore non conta nulla, perché è l'allenatore quello che deve fare questo lavoro. Per quanto riguarda quello che hai detto dell'Inter non sono d'accordo, perché io invece vedo
proprio un anno dove c'è una squadra che vince, gioca e gioca bene a calcio proprio. Poi anche quando non gioca bene a calcio, vedi Real Sociedad, vedi un'altra col Salisburgo, comunque o pareggio ti porti a casa i 3 punti, e queste sono le botte di fortuna. Col Frosinone è stata secondo me una partita che io mi aspettavo sinceramente di pareggiare o perdere, visto che era l'occasione di risuperare la Juve e comunque di rimanere là. Di solito l'Inter queste cose le stecca, e invece ha giocato bene, ha rischiato, però ha rischiato anche di segnare più gol, perché più che altro arrivavano davanti alla porta e non tiravano. Poi vabbè, al di là dell'Eurogol di Di Marco, è stato poi il 2-0 su rigore. Siamo a novembre, metà novembre, quindi è prestissimo, però Esatto, è troppo presto, è troppo presto. È troppo Già si comincia a capire qualcosa a marzo. Di marzo. scudetto o lotte, adesso bisogna solo fare come ha fatto il Napoli l'anno scorso, cioè pensare a portare a casa più risultati utili possibili, quindi vittorie con le piccole, vittorie con le grandi, se proprio non riesce anche un punto, ma sempre punti in più, per poi arrivare a marzo-aprile dove fai i conti e tra virgolette allora lì si può parlare. Poi bisogna vedere com'è la classifica ovviamente, però vabbè, insomma abbiamo l'Inter che sta facendo come il Napoli l'anno scorso già a novembre, dai. No, non ho detto questo, sto dicendo che l'atteggiamento deve essere quello. L'atteggiamento deve essere quello che devi... Però è quello che hai fatto capire a tutti i radioascoltatori, Federico, la stai tirando, quindi? No, io ho detto che quello che deve fare l'Inter è quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso, quindi di racimolare punti. Non ho detto che lo sta facendo, ho detto quello che deve ok, fare. allora esprimiamoci un po' meglio però, No, caro, riascoltati, vai dietro, riascoltati che ho detto quello che deve fare l'Inter. Sto scherzando. Quindi... No, io ti dico, io aspetterei un attimo, cioè io non sono ancora sicuro che stia giocando meglio sicuramente dell'anno scorso, poco ma sicuro ha iniziato benissimo, però ha fatto una preparazione diversa. Aspetterei. Poi la cosa che ci va di fortuna, secondo me c'è di fortuna, di bravura anche, che abbiamo passato già il turno e questa è una bravura, e quindi quando giochi le 2 partite in Champions hai un attimo meno di pressione, perché non devi pensare a passare, ma sì, passare come primo, come secondo, però tu il turno l'hai già passato, quindi proprio che va male, che vuoi fare tutti i cani per il Champions, comunque sei qualificato. Io parlando della prossima partita che disputerà l'Inter, che sarà il derby d'Italia con la Juventus, io personalmente non sono così tranquillo, ho paura, ma ok, perché è una grande squadra e tutto, perché vedo una Juventus quest'anno che sta andando veramente avanti, scusatemi il francesismo, di botta di culo, cioè quello che sto vedendo, no, della Juventus. Sta facendo un gioco schifoso, cioè inguardabile che i pulcini allenati da un nostro carissimo amico giocano meglio, cioè, non lo so, cioè abbiate pazienza. Come si chiama l'amico? Non possiamo dirlo per motivi legali, ovviamente. È l'amico di Roberto, no, perché sennò ci querela, ragazzi. No, perché è un allenatore ricercato anche da club europei, quindi non possiamo parlare. Possiamo fare spoiler, una volta però lo porteremo all'interno di questa puntata. Comunque sulla Juve, la Juve adesso hai paura del cortomuso, No, io volevo fortuna quelli lì. No, io volevo dire una cosa veloce sull'Inter rapidamente. Ma io da inizio anno sostengo che l'Inter è la squadra secondo me più forte, formata anche meglio a livello del calciomercato, comunque ha tutti i ricambi nei posti giusti secondo me, quindi poi per me sta giocando bene, le partite le sta vincendo, come ha detto Fede, quando gioca male comunque porta a casa il pareggio, male che vada, e comunque fa sempre bene non perdere. Adesso sta andando tutto bene, ovviamente il campionato è lungo, ci sono tante partite, può succedere di tutto, quindi si vedrà questo. E secondo me è decisiva comunque la prossima partita, perché comunque vai in casa della Juventus, in casa loro, se vinci dai anche un bel segnale forte, vai più 5, e poi dai anche un bel segnale forte al campionato comunque, perché vai in casa della Juventus, che è la tua rivale diretta in questo momento, e li batti, vai a più 5, quindi si possono anche iniziare a fare ragionamenti diversi. In Champions League sei già passato, quindi comunque ti puoi concentrare esclusivamente sul campionato per adesso, quindi si inizia a tracciare un po' la strada. Poi, come abbiamo detto, il campionato è lungo, può succedere di tutto. A me è decisiva a livello mentale come partita, oltre che di classifica, come hai detto tu, per
per il fatto che tu vai a affrontare la tua rivale, cioè di adesso, e se dovessi vincere dai una scossa soprattutto a livello mentale, perché fai vedere che la squadra non cade. Speriamo di non ottenere l'effetto inverso, perché noi siamo fenomeni anche in questo, cioè di certo. dire siamo i più forti e fare gli sbruffoni contro squadre con cui possiamo vincere, perché noi siamo in grado anche di fare questo, purtroppo, cioè un nostro difetto. No, per quanto riguarda secondo me l'Inter, c'è poco da dire. Tra l'altro, apro una parentesi, ragazzi, Di Marco ha fatto un gol strepitoso, cioè ha fatto veramente un gol. Io vi giuro che la stavo guardando e quando è partito il tiro io pensavo che fosse per un cambio gioco dall'altra parte. Quindi ha tirato. No, un tiro, ma inizialmente sembrava che fosse un cross, tra virgolette, dall'altra parte. Quando vedo che va in porta dico, ma guarda che ho visto che lo sta andando di là, ho detto, ma chi la sta passando? Hai rivisto Stankovic? No, nella mia testa stavo dicendo, guarda te sto scarpone qua, ma che cosa sta facendo, no? Dove la sta mandando, no? E poi quando ho visto che è entrata, cioè che andava verso la porta, perché poi l'inquadratura faceva pure mezza schifo quella che stavano facendo vedere, non era ottima. Cioè, non ho capito perché in quel momento. E ad un certo punto è entrata la palla, cioè veramente ero come Sommer in campo, che non ci credevo, cioè veramente ha fatto un gol allucinante ed era un tiro comunque. Io invece ero dietro la porta e quando ho visto partire il cross, che secondo me ti dico che era un cross, era un cambio gioco sbagliato, sentivi tutto l'urlo dello stadio che tipo gli andava contro, diceva, ma che cazzo fa questo? Poi quando si è avvicinato alla porta e poi è entrato, allora hanno esitato tutti. Hai capito come sono le persone? Per te era un cross? No, per me era scusate, no, dai, l'hanno analizzato i giornalisti, Fede. Ho visto un'intervista perché si dibatteva su questo. Cioè, se era un cross non può andarli, ha tentato il tiro, secondo me. Cioè, che cross è? È sbagliato. Sì, vabbè, ma per sbagliare e fare quell'errore lì, cioè, sei veramente, cioè, i piedi veramente. Cioè, raga, non è che era un'azione che gli è entrata, che era lì per crossare quasi al limite dell'area, perché c'era già Thuram in mezzo, qualcuno che stava salendo, così, Cioè, erano tutti quasi a centrocampo, Turati non era troppo fuori dalla porta, perché lui si è accorto dopo che il tiro andava in porta e allora è rientrato, ma non ce l'ha fatta a prenderlo. Ma non era perché non l'ha fuori. visto partire, perché da chi cazzo tira da quella posizione? Ma secondo me lui voleva fare un cambio gioco, perché anche Mkhitaryan quando l'ha intervistato ha detto che pure secondo lui voleva fare un cambio gioco. Però non lo so. Vabbè, fatto sta che è entrata, dai, ha fatto un gol strepitoso, è importante che sia entrata. Esatto. No, e niente, no, per il rigore. L'ultima nota, il rigore era, cioè, ragazzi, Thuram regala di quelle magie comunque quando è in campo, cioè veramente abbiamo fatto un buon acquisto, anche se le statistiche che sono buone, per la carità, cioè non è che dici è arrivato, però ragazzi, cioè è veramente forte, cioè in campo le azioni le crea tutte lui. È in un momento di forma clamoroso, comunque. È difficile arrivare subito di botta. Ecco, per esempio, Kvara ha fatto così l'anno scorso, con la differenza che, vabbè, sicuramente un pochino più conosciuto Thuram di Kvara. Kvara era sconosciuto. Quando era arrivato, mi ricordo, al Napoli Kvara, che l'anno scorso leggevamo, nessuno sapeva leggerlo, pronunciarlo. E poi tutti dicevano, ma chi è questo qua? Ma chi è? Quando sentivano, no, ma è un fenomeno che viene dalla Georgia, se, come no, dai, Scarpone. Poi conta che Thuram è anche figlio d'arte, quindi comunque è molto più conosciuto. Esatto. Anch'io sono figlio d'arte. Pensavo anch'io sono figlio di Thuram. Sono figlio di Thuram. Sì, sono figlio di Thuram, perché non hai preso molto da lui, però. No, però magari in quel caso perché c'erano tanti bei soldi anche per me, perché e magari non ero qui a parlare, ma ero lì in campo a giocare anch'io. Poi magari, visto le mie doti calcistiche, meglio di no. Nel caso sarei venuto al Milan comunque, se vi fa piacere. Se avevo le mie doti calcistiche in difesa, guarda, ve lo giuro, Romagnoli Furian, la difesa. Sarebbe stata fantastica. Che coppia, Federico, quando c'era il derby, ti giuro che li tiravo giù tutti. Era un po' come avere un Gustavo Gomez che non ci ha creduto praticamente. Ah sì, fino in fondo. Fuori, dopo 4 minuti ti buttava fuori. Non so quanto duravi in campo. 4 minuti, un minuto.
minuto. Vado a fare la tua Inter, queste cose. No, ma preferisco il Milan per quello. Preferirei giocare in una grande squadra che ha una storia in Europa. Voglio vedere Zanetti, il nuovo Zanetti. No, ma ripeto, io vorrei per giocare in una domenica squadra che ha prossima storia in mi offro Europa come la vostra. portiere Quello. alla Juve. Se può interessare, domenica prossima come portiere alla Juve posso offrirmi io. Ah beh, guarda, Juve? è un favore. Settimana Esatto. prossima c'è la Juve, mi offro Sì. io come portiere Cioè, alla Juve. Faccio riposare Szczęsny, ci penso io. Comunque adesso, a parte gli scherzi, ovviamente siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre il nemico nostro è il tempo, che c'è sempre contro. Un grazie di cuore, come sempre, a Roberto Di Franco, a Marco Minerva, a Federico Pontillo. Grazie Matteo, Grazie, buona Matteo. serata a tutti. Buona serata a tutti. Federico non saluta, se n'è già andato. L'ho Federico. detto Che mentre diceva maleducato. Roberto. Sto coglione, Ah. non mi parla sopra. No, non si dice che eravamo ancora in onda. Grazie mille per l'ascolto, vi auguriamo una splendida serata e ci rivediamo alla prossima puntata.